vado a Nela. La mia passione è nata da quando ero piccolo, che ero nelle elementari. Ricordo bene, facevo delle trottole ai miei compagni, no? Eravamo rucola, là. E giocavamo lì nella strada bianca che ora è asfaltata a marchellare. E ci divertivamo perché la mia era la più grande. A spaccarle in due queste trottole, no? E per vedere i nostri compagni che piangevano quando la trottola era spaccata, divisa in due, no? E allora veniva di nuovo da me e io ce li facevo. E ho visto a un di voi, no? Una scatola di fiammiferi, un crupescatole era bella. E subito io la faccio e l'ho fatta quella scatola. E poi in fesseria facevo sul Garritto, lo portavamo al comune di Anela che era in discesa e li facevamo pagare, non mi ricordo bene, una sisina, per esempio per 3 o 4 discese e salite che facevamo col carrito, no? Su tiro elastico. Andavamo, facevamo il tiro elastico, io li facevo la forcella. Non erano nemmeno buoni a farsi un pezzo di legno, a farsi la forcella per su tiro elastico, no? Per ammazzare gli uccelli. Io lavoravo nella forestale, un giorno lì, eravamo tagliando legna, ho visto questi rami. Io voglio fare una sedia, ho detto, che si raffigura un animale, ho detto, una donna, e poi anche per potersi riposare un po'. L'ho iniziata e l'ho fatta, e da lì ho iniziato. Allora, se ho fatto quella, ci sono stato perlomeno una settimana, era un po' semplice quella, ma poi ne ho fatto altre, sempre facendo, anche la notte lavoravo. Era come una droga, capito? È entrata come una droga, non riposavo. Vedevo il pezzo di legno, subito gli davo una figura, ma lo voglio fare un'altra sedia, un animale, uno che solleva un peso e via. E ne ho fatte parecchie di sculture così. Poi mi è venuta la passione di fare altre sculture, tutto di un pezzo. Certi dicono che sono brutte, certi dicono che sono belle, perché l'arte non è che a tutti piace se non trova il tipo adatto. Io per fare queste sculture uso la buona parte rovere, poi uso anche altra legna, il ciliegio, il castagno, il pero selvatico. Io per il legno uso l'accetta, lo scarpello e la sgubbia. Il martello che l'ho fatto io di legno stesso perché ci vuole di legno per sbattere sopra lo scarpello. Non ho fatto scuola io, sono analfabeto, ho fatto appena la prima elementare, ho imparato da solo, non sono andato a nessuna parte a imparare, mi è nato così, non so. Qualsiasi cosa che mi metto a fare, non per vantarmi, se vedo una cosa, la faccio. Cinquanta mostre ho fatto. Nel Piemonte parecchie, a Ivrea, a Torino, a Rivarolo, in Sardegna ne ho fatto perlomeno 50, a Sassari, a Alghero, ad Albirdi, a Bono, a Nuoro. Se venisse un giovane che volesse imparare quest'arte, io, come ho detto tante volte, non sono geloso, ce lo imparo. È un bel mestiere, a me non è piaciuto mai di vendere, di fare per soldi, se no magari non ricco, ma qualche soldino l'avevo fatto. Però se un ragazzo si dedica a fare questi lavori,
anche altri lavori, sculturette, maschere come ci sono, che fanno a Ollollai, a Gavoi e via dicenda, nei vari paesi, che vanno, ora c'è il turismo. Si fa la giornata buona, 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 lavorando, facendo senza, invece non ci vogliono andare ragazzi a imparare, non ci vogliono andare.